Un primato in negativo, quello della provincia di Rovigo, che risulta quella del Veneto in cui si gioca di più d'azzardo. Ogni polesano maggiorenne si gioca in media 2.000 euro l'anno, cifra superiore rispetto alla media regionale che si attesta attorno ai 1.400 euro. Numeri che danno la dimensione della diffusione di un fenomeno che in una percentuale tra il 3 e il 5% può degenerare in dipendenza. Stimiamo che più o meno noi abbiamo 130-140 persone in carico all'anno nei 3 CERT del Dipartimento delle Dipendenze. Facendo una proporzione, immaginiamo che nel Polesine potrebbero esserci 3.000-3.300 persone che hanno in questo momento un problema di gioco d'azzardo non riconosciuto. Lockdown e chiusure hanno modificato i comportamenti dei ludopatici, sempre più orientati all'online. Problema spesso difficile da riconoscere, per il quale sono stati attivati 2 sportelli di ascolto a Rovigo e Adria, oltre ai percorsi ad hoc messi a punto dall'ULSS 5 Polesana. Sin dal primo contatto attiviamo tutta la nostra equipe multidisciplinare che sostenga la persona e la famiglia in tutto il percorso. Quindi prima con una valutazione, ideando un programma individualizzato su quella persona lì, sulle sue problematiche, se ci sono delle problematiche economiche, sociali, che purtroppo a volte ci sono per i giocatori perché hanno delle cospicue perdite economiche, quindi dei debiti, attivando tutto il sostegno per quanto riguarda la famiglia e poi attivando nel tempo anche un sostegno con dei gruppi, nei territori, in modo che ci sia una rete attorno al giocatore che porta nella direzione del cambiamento dello stile di vita, che è quello che vogliamo.